A tutti voi buona giornata, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. C'è un arresto per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne trovata morta ieri pomeriggio dal figlio nel suo appartamento. L'indiziato è un quarantenne che vive nella stessa palazzina Ater della vittima. La polizia ha arrestato un uomo indiziato dell'assassino di Lauretta Toffoli, la 74enne originaria di Gruaro, trovata morta ieri nel suo appartamento Ater di Via della Valle a Udine con diverse ferite da arma da taglio. Si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, Vincenzo Paglialonga, residente nello stesso stabile della vittima. Nel pomeriggio erano emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che in tarda serata è stato interrogato in questura alla presenza del difensore di fiducia, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Subito dopo, Paglialonga è stato portato in carcere su disposizione del PM Claudia Finocchiaro. L'uomo era stato arrestato poco prima di mezzogiorno dalle volanti per essere evaso dagli arresti domiciliari. Il corpo di Lauretta Toffoli era stato scoperto a mezzogiorno dal figlio di 42 anni, ma secondo le prime analisi del medico legale, il delitto sarebbe avvenuto diverse ore prima. Ora si tratta di capire i motivi dell'omicidio. Tra le ipotesi avanzate in un primo momento c'era la rapina finita male, dal momento che dall'appartamento sarebbero spariti 2 televisori e altri oggetti. Sembra dunque abbandonata l'ipotesi che a uccidere la donna sia stato il figlio, che 3 anni fa aveva coltellato la madre ed era stato assolto in quanto incapace di intendere e di volere. Vi riproponiamo ora le parole dell'ex compagno della vittima, dichiarazioni che sono state raccolte nel pomeriggio di ieri. Vediamo. Dava una mano a tutto anche se lei aveva niente. Era una persona degna di del nome che aveva. Qualcuno ha suonato e ha Gli chiesto... hanno aperto, lei si vede che qualcuno che conosceva o roba del genere. Era vestita, era... No. Quindi probabilmente conosceva molto bene questa persona. Ecco. Lasciate... Hanno rubato qualcosa anche da casa? Sì, hanno disfatto la casa per rubare. Suo figlio assolutamente lo scagiona. Lei. Ma che c'entra mio figlio? Mio figlio è arrivato lì in quel momento. Il corpo senza vita di un uomo di Taipana è stato trovato questa mattina in una zona impervia a Taipana. Sarebbero stati alcuni cacciatori ad individuare il corpo, a chiamare i carabinieri della stazione locale. Non si conosce al momento l'identità della vittima né altri particolari sull'accaduto. Sono state allertate la Guardia di Finanza di Sella Nevea, la stazione di Udine del Soccorso Alpino, che sono partite subito verso il luogo del ritrovamento. Sfileranno nel pomeriggio a Rimini le penne nere del Friuli Venezia Giulia che partecipano all'adunata nazionale. Telefriuli ha seguito già stamattina, fino a poco fa, la manifestazione in diretta. Lo faremo anche nel corso del pomeriggio per seguire appunto lo sfilamento delle sezioni del Friuli Venezia Giulia. È entrata nel suo momento clou la 93esima adunata nazionale degli alpini di Rimini, che vede coinvolte anche migliaia di penne nere friulane. Dopo 2 anni di stop, bande e fanfare sono tornate protagoniste sul lungomare di Rimini, dove questa mattina ha preso il via la tradizionale sfilata. Sono 80.000 gli alpini, divisi per sezioni di appartenenza, ad attraversare la località romagnola. È prevista per le 14 la partenza da Viale Regina Margherita delle sezioni di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, ma potrebbe esserci un ritardo sulla tabella di marcia. Telefriuli, che ha seguito in diretta stamattina l'adunata, riaccenderà le telecamere sulle nostre penne nere alle 14:30. Gli alpini friulani presenti a Rimini hanno intanto voluto sottolineare il ruolo svolto nel passato, in particolare subito dopo il terremoto del 1976. Siamo entrati da una realtà che abbiamo cominciato a lavorare subito. Nel 76 abbiamo cominciato subito a rimboccarci le maniche e lavorare. I ragazzi di oggi non hanno neanche la minima idea di quello che abbiamo fatto e di quello che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni e tutti. Noi siamo presenti sempre dove c'è bisogno. Siamo partiti dopo il terremoto del Friuli del 76 e da quella volta, quando c'è bisogno di una mano, noi ci siamo.
e Udine si prepara a raccogliere il testimone da Rimini per la prossima adunata. Siamo già in preparazione per i festeggiamenti, la donata, per l'organizzazione dell'evento, campamenti. Le penne nere sottolineano come l'impegno del corpo sia fondamentale anche in tempi di pace. Ma sempre solidarietà per gli alpini, volontariato e solidarietà. Perché fare la guerra? Per fare cosa la guerra? La guerra per me non esiste. C'è la pace, gli alpini sono volontariato, assistenza e il resto, no? E ad aprire la diretta di questa mattina su Telefriuli dedicata all'adunata nazionale degli alpini è stato, assieme al nostro Daniele Paroni, il generale Francesco Figliuolo, già commissario per l'emergenza Covid, oggi comandante operativo di Vertici Interforze. A portare il suo saluto anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sentiamoli. Il generale, dopo l'importante incarico nella gestione dell'emergenza Covid, che non si è chiusa e ha gestito tutta la situazione legata ai vaccini, adesso generale, intanto buongiorno. Buongiorno ai telespettatori del Friuli Venezia Giulia. Adesso sono il comandante operativo di Vertice Interforze e, per dirla in maniera molto sintetica, da me dipendono tutte le missioni e le operazioni in patria e fuori dai confini nazionali. Sono in questo momento circa 12.000 donne e uomini che tengono alta la bandiera della nostra patria in Italia e all'estero. Generale, che emozione vedere tutte queste penne nere. Noi non abbiamo mai avuto dubbi sui legami. Era dopo 2 anni congedo, di silenzio, di solitudine, vedere di nuovo una grande socialità, l'umanità, i valori degli alpini qua a Rimini, bellissimo, davvero. Finalmente gli alpini sfilano, la speranza, uomini, donne, c'è un grande entusiasmo per questa grande sfilata. Allora, come guarda a queste penne nere? Tra l'altro lei era qui di buon mattino oggi. Sì, sono partito alle 9 con l'apertura, ho avuto l'onore di scortare il gonfalone della regione Friuli Venezia Giulia, quindi ho già fatto la prima sfilata perché noi prenderemo la stecca alla fine di questo evento, perché il prossimo anno aspettiamo tutti a Udine, quindi ne ho già fatta una, adesso poi ne farò un'altra con la sezione di Udine e poi la terza con l'ultima quando chiuderemo, quando ci sarà il passaggio della stecca, quindi insomma è un grande onore, un grande orgoglio essere qui e rappresentare la comunità di questa straordinaria regione che è il Friuli Venezia Giulia. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda la sfilata degli alpini di Rimini, sono meno numerose le sezioni delle varie regioni che sfilano appunto nella località e quindi è modificato anche il programma. Le sezioni di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che dovevano sfilare a partire dalle 14:30, anticipano in realtà la partenza di oltre un'ora. Proprio per questo anche Telefriuli anticipa la propria diretta. Seguiremo le nostre penne nere da Rimini sempre in diretta a partire dalle 13, non più dalle 14:30 come inizialmente comunicato, questo appunto per il largo anticipo con il quale si stanno muovendo lungo il lungomare di Rimini le penne nere. Si è svolta questa mattina a Terrazza Mare la cerimonia di inaugurazione della stagione balneare 2022 a Lignano Sabbiadoro. L'assessore regionale alle attività produttive e turismo Bini parla di numeri davvero molto interessanti che lasciano ben sperare per questa stagione estiva, non solo nelle località di mare, numeri da pre-pandemia. Sentiamo. Sergio Mediobini, oggi l'inaugurazione ufficiale della stagione balneare, numeri diciamo da record, si può pensare a numeri migliori della pre-pandemia? Beh, le analisi previsionali ci dicono ciò, insomma abbiamo dei dati che ci fanno ben sperare sia per quanto riguarda il mare, oggi ci troviamo appunto a Lignano Sabbiadoro, ma anche per quanto riguarda le città del Friuli Venezia Giulia, quindi dei dati addirittura dovrebbero essere migliori a quell'anno dei record quale il 2019. Insomma
Noi come Regione Friuli Venezia Giulia, come Giunta Federica, abbiamo lavorato in questi 4 anni per rilanciare in maniera importante il Friuli Venezia Giulia, abbiamo lanciato delle campagne mediatiche a livello nazionale e internazionale, insomma una regione che si sta dimostrando sempre più terra per turisti, terra dove si vive bene, si sta bene e terra nella quale è piacevole venire a fare le proprie vacanze. Quindi investire nella promozione e non solo, anche nei servizi? Io dico soprattutto nei servizi. Guardate, noi stiamo lavorando sul doppio binario, da una parte stiamo spingendo fortissimo sulla promozione, dall'altra parte stiamo anche investendo parecchio sulle strutture, sulle infrastrutture, insomma su tutti quelli che sono gli elementi che possono offrire servizio ai turisti. Noi ci fermiamo qui, ve lo ricordo ancora una volta, a partire dalle 13 saremo in diretta da Rimini per seguire la Dunata Nazionale degli Alpini e in particolare per seguire la sfilata delle sezioni del Friuli Venezia Giulia, in diretta da Rimini alle 13. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.